Bentornati carissimi spettatori Meteo, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ma il tempo intenso che si è concentrato soprattutto venerdì sulle regioni settentrionali, portando forti piogge, valori oltre i 100 mm soprattutto sull'Alta Lombardia ma anche sulle Prealpi e Trentino, con temperature tipicamente autunnali, mentre caldo che interessa invece le regioni meridionali, dove qui le temperature hanno superato i 34 gradi soprattutto su Sicilia e sulle regioni ioniche. Ma a partire dalla giornata di domenica un campo anticiclonico di matrice africana manterrà le temperature alte su quelle zone, mentre sul nord Italia temperature a fatica oltre i 23 gradi in Val Padana, ma correnti umide e instabili torneranno come sempre protagoniste anche a partire dalla prossima settimana per portare condizioni di forte maltempo. Infatti notiamo come la giornata di sabato il flusso atlantico e la saccatura abbandonerà completamente il nostro territorio, gran parte del nord, con nuovo rinforzo dei venti di scirocco, mentre una vasta saccatura interesserà nuovamente la Spagna per poi riversarsi gradualmente a partire dalla serata di lunedì e poi martedì verso le regioni settentrionali, portando forte maltempo con nuovi rovesci e temporali sparsi anche sulla Val Padana ma soprattutto sui monti e sulle pedemontane. Notiamo infatti come il caldo intenso lascerà spazio a temperature in media sulla Val Padana fino alla giornata di domenica, poi assisteremo al passaggio di correnti sciroccali che alzeranno le temperature e subito dopo però interverranno correnti umide oceaniche pronte per portare un lieve calo termico con possibili nevicate sotto i 2500 metri. Sabato che quindi vede ancora condizioni di instabilità sparsa con una fase di maltempo più incisiva sul nord-est fino alla serata, poi tra domenica e lunedì invece avremo solo qualche velatura sparsa con ampi rasserenamenti, ma dalla serata di lunedì e martedì avremo l'arrivo di questa nuova perturbazione con forti temporali e rovesci che si concentreranno dapprima al nord-ovest ma soprattutto poi sul Triveneto. Quindi un nuovo inizio settimana dinamico. Vi ricordiamo come sempre però di consultare i prossimi aggiornamenti meteo.